La Carme, è venuti la vostra scalinata, sì o no? Uè, oh, ma che ti credi che tenga la macchinetta? Che Dio sa come mi sente e chi se ne viene? Prega di che pigliamo una buona officiata, a così te leva fa guardaporta. Fosse anche l'avvocatoio. La nuovo palazzo, io va che al momento ha abbassato il retto a fare un servizio all'ingegnere al quarto piano. Se mi chiama la proprietaria ci dice che io subito torno. La proprietaria, e va bene, vi serviremo a voi e a lei. Perché parla mazzicata? Ma sembra a te chiama la proprietaria? E a chi è da chiamare? Io sono il portiere titolare e a me si deve rivolgere per tutto ciò che posso essere utile. Stamattina, per esempio, si era appilato il buco della vaschetta della fontana. Io sono saluto e ce l'ho giù spilata. Una volta che sappi che va a spilare io. Sta accorto al palazzo e non mi mettere in croce con sta gelosia. Io mi vengo. Ma perché che la mamma mia mi aveva fatto così bella io non lo so? Bello, tu te ne vai a mica senza. Non me ne fidi più. Oggi fatto che la scalinata con me uno specchio. O prima che la sporca le sono a scopangava. Papà, papà, papà. E che ne è? Traso un'automobile in tuo palazzo? No, sono io che ho chiamato papà portiera. Che ti possono accedere? E che bella lingua ti hanno chiesto. Sai, sei in casa la signorina Johnson Betty scordacchiata. Qua scordacchiata vai trovare. Io papà di quella scordacchiata. E mamma te. No, quella scordacchiata. E sorda è tutta razzatoia. No, quella scordacchiata che abita al Tetè, è partito treno. terzo piano. Ma giù capite, voi parlate della Fifi, che ti possono accedere, va, che non mi sta facendo cagaglia pure a me. Bella fema, ma tu fossi cagaglia di la verità. E che non ma così va a finire, che cagaglia sono io. Hai capito cosa ho detto? Sì signore, la figlia dell'avvocato terzo piano è in casa. E allora fammo pipì. Ce lo fai fa sorda. Fammo pipì piacere di chiamarla di nascosta della madre, perché io le devo parlare. Mio signore, io non chiamo a nessuno. Non la voglio chiamare. Perché? È perché la mamma se ne accorge che faccia ruffiare una figlia. Ce lo dice la proprietaria e me ne fa cacciare sotto palazzo. E sta bene. Ma va chi stessa mi si scale e mi chiamo personalmente. E chiamatela tu e battendo. 5 minuti e subito scendo. Grazie. Sulla ruffiana mi toccava a fare, poi stava a posto. Guarda po', sta in casa il cavaliere Ignazio Caccavivo? Non signore, è usciato. Voi chi siete? Sono un ufficiale giudiziario. Devo eseguire un sequestro per valore locativo. Già, sto recipiente la munezza fa rapporto, sa gli te pigliata a villa. Ecco mi pigliate perché lo munnezzare patata. Uè, parla buono, sa. Ortina iaccia che non sei altro. A me porti una iaccia, tu sei uno scorpione. Madonna, aiutatemi! Che è stato, ne? Che è stato? Che è successo? Chiamate una carrozzella, mia figlia è caduta per scala, si è affiaccata! Ma Lauri, tutto per colpa vostra. I saggi sti fa. Cocchie! Figlia mia bella, corre mamma soi, come sta? Aiutatemi, mamma, aiutatemi! La carrozzella è pronta. Facciamo presto, corriamo all'ospedale! Sentite a me, io venne, che voi portate scarogno. Ti faccio vedere se porto scarogno o no. Ma mo fai il tuo dovere e pigliati questo avviso. Io non mo piglio. O cavaliere mi ha dato ordine di non accettare nessuna carta di tasse quando esso non ci sta. Ah, tu dici che non te lo pigli? Manca si venne nei carabinieri. Ma tuo marito non c'è. No. Peccato, se non ce lo consegnava a marito. E faceva marenna a Sarachia, lo sa. In che giornata mi inventate che ha già cominciato stamattina? Smaldetto il dì che mi pigliai a Laura e guardaporta.